Allora, io vi presenterei i nostri relatori. Darò prima la parola al dottor Erasmo Venosi, alla mia destra, ex vicepresidente della commissione IPPC del Ministero dell'Ambiente, membro commissione Ministero dei Trasporti per la revisione del piano generale dei trasporti e della logistica, ex coordinatore del comitato scientifico dei sindaci del Veneto per il progetto ferroviario Alta Velocità, rappresentante dell'ANCI del Veneto per l'ambiente, territorio e infrastrutture. Successivamente parlerà l'ingegnere Alberto Baccega, uno dei massimi esperti di ingegneria ferroviaria che ha ricevuto vari incarichi da vari enti locali. Ecco, quindi darei la parola al dottor Venosi e chiederei anche se potesse iniziare con una parte introduttiva nella quale appunto facciamo un po' il punto della situazione e cerchiamo di ricordare insomma a tutto il pubblico qui presente che cos'è il progetto Alta Velocità per il TAV, quali sono stati finora i costi di realizzazione, il modello di esercizio e anche magari l'impatto sul territorio, giusto per fare un punto da cui partire poi. Grazie. Mi scuso, resto seduto perché non riesco, anzi è agevole, spaccherei l'intero filo, quindi resto seduto. Parto dalle sollecitazioni fatte dalla signorina nella introduzione. Il progetto Alta Velocità appartiene al progetto dei corridoi infrastrutturali dell'Unione Europea. Ecco, sì. Ecco. L'Unione Europea molti anni fa, con una commissione, si chiamava Commissione Christophersen, mise a punto dei cosiddetti corridoi infrastrutturali, cioè delle sezioni di territorio all'interno delle quali venivano realizzate delle infrastrutture viarie, ferroviarie, di telecomunicazioni ed energetiche, per ridurre i gap territoriali di dotazione infrastrutturale e per elevare il livello di coesione tra i vari Stati membri, oltre che migliorare i tassi di competitività tra le aree. Originariamente erano 30 i corridoi, poi viste le condizioni complessive della finanza europea, 2 anni fa questi corridoi sono stati ridotti a 9. Di questi 9, circa 5 riguardano l'Italia. Quello che interessa il Veneto Friuli, questo pedemontano trasversale da Pianura Padana, era chiamato nella vecchia classificazione corridoio 5. Partiva da Lisbona e andava a Kiev. Dopo la modifica di 2 anni fa parte dalla Francia, da Algeciras, dal porto a sud della Spagna, e va fino al confine ungherese, perché il Portogallo, a causa della esosità o insostenibilità del finanziamento dell'infrastruttura, ha rinunciato a realizzare il segmento di infrastruttura che è il tratto iniziale del corridoio, e la stessa decisione l'ha presa l'Ucraina. Un treno ad alta velocità, lo sapete, è un treno che alta velocità in ferrovia è una velocità minima di 160 km all'ora. Il decisore pubblico italiano, il gruppo tecnico, ha deciso invece che bisognava realizzare un'infrastruttura a 300 km all'ora. In questo modo quindi si comprende facilmente che al crescere della velocità cresce il livello dell'investimento, quindi il suo costo. Ha anche scelto che questa alta velocità, invece di avere l'attuale alimentazione elettrica a 3.000 volt in corrente continua, l'avesse a 25.000 volt in corrente alternata. E a causa di questioni tecniche che non sto qui a riproporre, una linea di questo tipo ha bisogno anche di nuovi elettrodotti a 132.000 volt in corrente alternata, ogni 50 km a sottostazione elettrica di trasformazione
e ogni 12 km si chiamano posti di parallelo e sezionamento. In più una velocità di 300 km/h necessita di raggi orizzontali di curvatura minima di 5.450 metri. Superata la velocità di 250-270 km/h diventa prevalente su ogni altro impatto l'impatto da rumore aerodinamico, cioè dall'attrito del treno rispetto all'aria, ed è prevalente rispetto al rumore meccanico. Quindi è notevole l'impatto ambientale, il motivo per il quale sovente vedete questa sopraelevazione delle linee ad alta velocità rispetto alle infrastrutture storiche normali, anche perché la modalità di propagazione del rumore, di questa tipologia di rumore, sono due lobi laterali inclinati di un angolo di 28 gradi rispetto al piano orizzontale. Diciamo, queste le notizie, diciamo, di tipo tecnico, molto sommarie, molto stringate. Le tratte realizzate sono state fatte utilizzando la figura giuridica del contraente generale, un soggetto che è diverso dall'appaltatore e dal concessionario. Erano le modalità giuridiche attraverso le quali erano realizzate le opere pubbliche. Il contraente generale è un soggetto che deve dare il chiave in mano. Fu deciso che i 3 contraenti generali dovessero essere partecipati dell'ENI, partecipati dell'IRI, la Fiat in prima persona e un quarto consorzio che si occupava della Genova-Milano era il consorzio, diciamo, COCIV. I prezzi di realizzazione sono stati, diciamo, molto diversi da analoghe realizzazioni internazionali. Un chilometro di alta velocità sulla Torino-Milano è costato 62 milioni di euro, un chilometro di alta velocità sulla Firenze-Bologna, mettendo all'interno gli interessi intercalari, i lodi arbitrali, siamo a 91 milioni di euro a chilometro. I francesi hanno realizzato, anche su un'equivalente tratta piana, facciamo riferimento alla Parigi-Lione, con un costo medio di 16 milioni di euro, e gli spagnoli con 12 milioni di euro. Diciamo che c'è questa differenziazione nei costi di investimento. La linea alta velocità, diciamo che l'esperienza e l'analisi retrospettiva delle tratte funzionanti restituiscono un quadro finanziario, diciamo, abbastanza preoccupante, nel senso che i volumi di traffico sono molto differenti rispetto alle aspettative, ma soprattutto non pareggiano i costi di investimento. La peggiore linea in termini di flussi di viaggiatori è la Torino-Milano. Necessiterebbe, per pareggiare l'investimento, di 8 milioni di viaggiatori all'anno, e ce n'è un variabile tra 1,5 e 2. Subito dopo viene la Roma-Napoli, che necessiterebbe di 10 milioni di viaggiatori e ne ha circa 3, insomma, ecco, questa è la situazione. In più sulla Torino-Milano, che ha una potenzialità di 300 treni al giorno, viaggiano 22 treni e in più nessun treno merci. Questa è in una situazione di trasporto merci molto problematica, soprattutto in pianura padana. Complessivamente sulla gomma viaggiano 1470 milioni di tonnellate di merci, le ferrovie ne trasportano tra i 45 e i 48 milioni di tonnellate, praticamente un impatto minimo. Tralascio questa situazione, vengo direttamente all'incontro di questa sera riguardante questa tratta qui. Non per saccenza, volevo un pochino correggere la signorina, non è proprio un progetto, perché ai sensi del codice appalto ci sarebbe bisogno di tutta una serie di altre questioni, soprattutto ci sarebbe bisogno di uno studio di impatto ambientale che consente poi, cioè il prerequisito di ogni progetto è la compatibilità del progetto rispetto all'ambiente. Uno studio di impatto ambientale va a misurare le tipologie di impatto che determina una infrastruttura e se sono compatibili col territorio in cui si inserisce.
Questo è il progetto, idea progettuale dell'ingegner Bacceca, è un progetto di sistema, si inserisce in tutto il Triveneto perché interconnette vari segmenti di rete, massimizza l'effetto rete, nel senso che non è sconnesso come le infrastrutture programmate dalla rete esistente e cerca di raggiungere due obiettivi: aumentare l'accessibilità e il grado di connettività tra le reti. Però prima di arrivare a questo, l'idea è quella di fare un ragionamento sull'esistente. Il traffico su questa linea diciamo, è abbondantemente al di sotto delle potenzialità della linea. Il numero di treni è 90 che trafficano secondo gli ultimi dati dati dalle ferrovie, 90 treni così differenziati, 16 treni a lunga percorrenza, 65 treni regionali e 9 treni merci. 2 binari portano 220 treni al giorno, con certi apparati e certe innovazioni come il sistema di controllo di marciatreni ed altre ancora innovazioni tecnologiche, si potrebbe elevare, diciamo, ulteriormente la potenzialità di questa linea. Però vorrei darvi anche una notizia che riguarda lo stato di finanziabilità dei progetti. Questo è il contratto di programma sugli investimenti 2014-2016 sottoscritto dal gestore della rete italiana, che è Rete Ferroviaria Italiana, il Ministero delle Infrastrutture. Relativamente a questa tratta leggiamo che da Venezia a Lonchi dei regionali il costo è di 5.701 milioni di euro e la copertura è pari a 18 milioni di euro. La tratta da Ronchi dei Regionali a Trieste, 1.746 milioni di euro, disponibilità 33 milioni di euro. Da Trieste a Divaccia sono 1.040 milioni di euro, disponibilità 22 milioni di euro. Praticamente c'è una inconsistente, se non nulla, copertura. Presso il Ministero dell'Ambiente queste cifre non fanno altro che essere il costo del progetto depositato, dell'unico progetto depositato su cui è attiva il gruppo istruttore della Commissione Speciale di Valutazione di Impatto Ambientale del Ministero, diciamo, dell'Ambiente e non ci sono novità né dal punto di vista del ritiro dei progetti, come si era sentito, ritiro che dovrebbe fare il soggetto che ha presentato il progetto preliminare allo studio di impatto ambientale, che è Italfer per conto di Rete Ferroviaria Italiana. Rete Ferroviaria Italiana, che è una società della holding Ferrovie dello Stato, che è sotto il controllo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il cui proprietario è il Ministero delle Finanze. Quindi una procedura che volesse far riferimento agli echi mediatici che abbiamo ascoltato in un recente passato, mi sembra maggio, dovrebbe partire da questa presa d'atto, l'insufficienza del finanziamento e una progettazione che è quella lì presente da sempre presso il Ministero delle Infrastrutture. Io non vorrei, mi è stato detto che giustamente che bisogna incrementare per fare in modo che ci sia un flusso di domande e risposte. Io non sottraggo più tempo, sono qui per eventuali chiarimenti, integrazioni, negazioni, rimangiarmi cose che ho detto, e do la parola all'ingegner Bacceca per la prospettazione di questa ipotesi progettuale che necessita
di uno studio di impatto ambientale che faccia un'analisi degli impatti, la compari con i progetti esistenti e a margine o a seguito della saturazione, cioè dell'aver preso atto e come dire, completato il numero di treni che potrebbero dare delle risposte al traffico pendolare e merci che gravita su questa linea.